Ciao cari amici, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi vi porteremo a scoprire una festa qui tra queste bellissime montagne, sentite il rumore dell'acqua che scorre e anche presto sentirete un po' di musica perché oggi vi presenteremo alcuni dei gruppi folk più belli della zona. Venite con noi! Venite con noi, cari amici ascoltatori, già che vi porteremo a un pomeriggio di pura musica, balli e allegria, ma anche di incontri italo-argentini. Sì, giunti da Mar del Plata abbiamo incontrato Marcello e il suo fratello Alessandro Carrara dell'associazione Tre Venezie, che erano in visita in Veneto, pronti a visitare parenti ed amici. Abbiamo intervistato Marcello, il presidente di questa associazione, in una puntata precedente di Ernestina dalla fine del mondo. La potete rivedere su Facebook e YouTube. Questa festa è stata l'occasione perfetta per ritrovarsi, ma anche per ritrovarsi con le radici, la cultura e l'allegria. Davvero ricco il programma della 3 giorni di festa in occasione del Folklore Yalpé della Marmoleda 2.0. Yalpé in dialetto vuol dire ai piedi di, in questo caso la Marmoleda, ossia la Marmolada, che è un gruppo montuoso delle Alpi orientali al confine tra la provincia di Trento e la provincia di Belluno. È il più alto delle Dolomiti stesse, raggiungendo la quota massima con la punta Penia a 3.343 metri d'altezza. Importante è anche la presenza al suo interno del più grande ghiacciaio delle Dolomiti, il ghiacciaio della Marmolada. Ma scendiamo a valle, cari amici ascoltatori, e specificamente a Sottoguda, a Roccapietore. Qui, dal 17 al 19 maggio, il Grop de Bal Marmoleda ha organizzato questo tradizionale evento a base di musica, cibo, divertimento e folklore. Una festa lunga 3 giorni, davvero entusiasmante, da passare in compagnia della musica tirolese tipica dal vivo, cibo tradizionale e tanto divertimento. Sì, pure c'era la possibilità di assaporare le specialità tipiche della vallata sotto al tendone riscaldato a Bosco Verde, frazione di Roccapietore. Venerdì 17 maggio hanno iniziato i festeggiamenti con l'apertura della cucina dalle 19 e la musica dal vivo. Poi sabato 18 maggio dalle 15 è stata l'apertura del tendone e torneo di calcio Trofeo Marmolada. Ma la giornata più significativa è stata quella della domenica 19 maggio, ossia il gran finale con un ricco calendario di appuntamenti partendo con la Santa Messa in ricordo dei ballerini Francesca, Luca e Francesco. Poi alle 14.30 è partita la sfilata e l'esibizione dei gruppi provenienti dalle valle vicine, che hanno allietato tutti i presenti con balli e vestiti tradizionali, allegria e buona musica. Come chiusura hanno presentato un gruppo molto energico e molto animato, con la loro musica dal vivo, i Coa Quintet. Il Coa Quintet è un gruppo folk provenienti dall'Alpago, una regione situata nella provincia di Belluno, famosa per la sua musica tradizionale e le esibizioni coinvolgenti. Fondato da musicisti locali appassionati delle tradizioni musicali dell'area, il gruppo è noto per eseguire un repertorio che spazia dalle melodie tipiche delle Dolomiti a brani folk più moderni. La festa si svolta all'interno dello spazioso tendone che ha accolto non solo famiglie e tanti entusiasti, ma anche tanti dei gruppi folk che sono molto noti in provincia di Belluno e Trentino, come per esempio la Musica de Pozza, la quale è una banda musicale di Pozza di Fassa, fondata oltre 90 anni fa, che rappresenta una pietra miliare nella cultura musicale della Val di Fassa. Sotto la direzione del maestro Giancarlo Doric, la banda municipale conta con quasi 70 membri, inclusi musicisti, portabandiere e addetti logistici. Indossano uniformi basate sulla tradizione ladina, dimostrando l'importanza della cultura valigiana. Si sono esibiti anche il Grop de Bal Marmoleda, il gruppo folk Canazei, il nostro carissimo gruppo folcloristico di Cesio Maggiore, di cui abbiamo già raccontato in altre puntate di Ernestina dalla fine del mondo, e anche il gruppo folk Bal Biois.
I balli folk delle Dolomiti rappresentano un importante patrimonio culturale che riflette la ricchezza e la diversità delle tradizioni locali. Queste danze non solo raccontano storie e leggende antiche, ma sono anche una manifestazione della vita quotidiana e delle celebrazioni della comunità. I ritmi delle danze variano notevolmente. Alcuni balli, come la danza dei nastri colorati, seguono il tempo di valzer, mentre altri, come il moliné o il pairix, si ispirano ai lavori agricoli stagionali, con movimenti che mimano la semina, la mietitura e la trebbiatura. Ogni danza racconta una storia, spesso legata alle leggende locali, come quella che spiegano, per esempio, fenomeni naturali come l'enrosadira, cioè quando le Dolomiti si tingono di rosa al tramonto. I balli folk delle Dolomiti sono una vivace espressione delle tradizioni locali che combinano musica, movimento e storie antiche. Loro non solo mantengono vive le usanze del passato, ma continuano a evolversi, integrando nuovi elementi pur restando fedeli alle radici culturali della regione. I costumi indossati durante questi balli sono altrettanto vari e ricchi di significato. Nel caso del gruppo folk di Canazei, ad esempio, i danzatori indossano abiti tradizionali ladini, con le dame in gone lunghe e colorate e i cavalieri in pantaloni scuri e giacche decorate. Portano lo stesso entusiasmo il gruppo folk di Cesso Maggiore. I costumi indossati dai membri del gruppo sono autentiche riproduzioni degli abiti tradizionali del passato, raccolti e conservati con cura. Il gruppo ha intrapreso un'ampia ricerca per acquisire questi costumi, spesso ottenuti tramite donazioni delle famiglie locali. Questi costumi non solo arricchiscono le esibizioni, ma fungono anche da preziosi reperti etnografici, esposti nel Museo Etnografico di Serravela, gestito in collaborazione con il gruppo. Poi anche il repertorio del gruppo include una varietà di danze tradizionali, accuratamente ricercate e continuatamente migliorate. Queste danze raccontano storie della vita quotidiana, dei mestieri e delle celebrazioni delle comunità locali. Tra le danze più emblematiche troviamo il Balzar delle Scarper, che state vedendo, e la Furlana in Piba. Le musiche ereditate dai precedenti gruppi, arrangiate da Renato Dalcin, comprendono melodie suonate con fisarmoniche, chitarre, mandolini e contrabbassi, arricchite occasionalmente da violini e clarinetti. Un altro gruppo che ci ha rallegrato con la loro energia è stato il gruppo folk Union Ladina Bal Biois, il quale viene fondato nel 1989 con l'obiettivo di riscoprire e preservare le tradizioni popolari della Val del Biois, una valle situata nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Le radici del gruppo affondano in un precedente sodalizio attivo dalla fine degli anni 60 ai primi anni 80. Originariamente il gruppo si formò per il puro piacere di eseguire musiche e balli tradizionali tramandati dagli anziani durante le feste paesane. Nel corso degli anni il gruppo Folk Bal Biois ha ampliato il suo scopo, cercando non solo di mantenere vive le tradizioni locali, ma anche di condividere queste ricchezze culturali con altre realtà in Italia e all'estero. Si sono esibiti anche i padroni di casa, ossia il Grop de Bal Marmoleda, che è un gruppo di danza folk fondato nella primavera del 1993 da un gruppo di giovani di Roccapietore, desiderosi di far rivivere le tradizioni e il folklore ladino. Con l'aiuto degli anziani del luogo, hanno recuperato antiche danze ladine e indossato abiti tradizionali risalenti alla fine del 1800 e inizio del 1900. Dal 2018 il gruppo ha ripreso l'organizzazione del festival folcloristico Folklore ILP della Marmoleda 2.0. Questo evento che si tiene a Roccapietore e che celebra le tradizioni ladine attraverso danze, cibo e musica locale. Ed è qua, cari amici ascoltatori, che siamo arrivati per farvi vedere un po' questo festival che è diventato un appuntamento importante per la comunità, attirando visitatori da diverse regioni.
Il Grob Bebal Marmoleda è un pilastro culturale di Rocca Pietore che, attraverso la danza e la musica, continua a mantenere vive le tradizioni ladine e a condividere con un pubblico sempre più ampio. I nostri più sinceri complimenti per il lavoro che fate e le tradizioni che portate avanti. Per chi ci segue su Facebook e YouTube potete seguire e vedere queste belle immagini dei balli, dei gruppi e della gioiosa atmosfera che abbiamo vissuto insieme. E chi ci ascolta solo su Radio ABM, vi invito a vedere tutte le nostre puntate su Facebook e YouTube. Sottoguda è stata la cornice perfetta per questo evento, il quale diventa sempre un'occasione unica per scoprire la cultura e le tradizioni della Marmolada, offrendo momenti di intrattenimento e convivialità per tutta la famiglia. Cari amici ascoltatori, una nuova puntata finisce qua con questa bellissima chiesetta alpina come sfondo dopo una giornata intensa di gioia, di incontri italo-argentini ma soprattutto di gruppi folk, di cultura, di tradizione, di costume tipici, di buona musica e tanti amici. Ricordate cari amici che se volete rivedere tutte le nostre puntate non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo ma anche le mie personali di Facebook e Instagram con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, ma anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto là e anche vi aspetto prossima settimana. Arrivederci e, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.